Benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio per questa 14ª giornata di corse, 26 marzo 2026 e siamo già pronti a prendere il via di questa prima contesa. Premio Baciar, mamma di Uniska, grande campionessa del trotto italiano, trofeo Croce Rossa, quindi corsa riservata ai gentleman driver. È una corsa sui 2000 metri riservata a indigeni di 4 anni a reclamare per 6.000 euro. La macchina è già a metà della curva che lancerà i cavalli nella retta delle scuderie, appunto perché stiamo parlando di una corsa sul doppio chilometro con l'1 Guinea Amato, 2 Ginevra Mark, 3 Gina Lux, 4 George De Grepi, 5 Groser, mancando Glock Point ritirato poco fa. La macchina si è lanciata, lo schieramento è perfetto e i cavalli partono. Sembra il più veloce Guinea Amato, che è la favorita anche della corsa. Ci prova alla sua destra George De Greppi, ma la contesa sembra già in qualche modo risolta perché Zaccherini non sembra intenzionato e invece no. Nicola Del Rosso ci prova, insiste e prova a scalzare il leader attuale. Anzi no, scusatemi, non era andata in testa, chiedo scusa. Matteo Zaccherini, perché la più veloce era stata invece il numero 2 di Ginevra Mark, che viene in questo momento superata. Viene superata da George De Greppi, che quando siamo davanti alle tribune, dopo 400 metri in 29,5, prende la prima posizione davanti a Ginevra Mark. Guinea Matto era rimasta attardata al via, perché ovviamente la partenza non l'ha presa particolarmente svelta e quindi siamo già ai 600 metri, 44,6, un'andatura comunque svelta tenuta da George De Greppi, leader con Nicola Del Rosso, seguito da Ginevra Mark. Ovviamente non prende in mano Nicola Del Rosso perché a questo punto deve fare pesare anche all'inseguitore Guinea Amato quello che è una corsa che ha preso una strada positiva per il leader. Curva di sinistra e ci si avvicina alla retta delle tribune, sempre con le posizioni ormai standard. Sono rimasti 4 cavalli effettivi in corsa perché Gina Lux è rimasta molto andata via. Quando incomincia a muoversi davanti alle tribune, quella che è la cavalla più appoggiata, Guinea Matto, che sposta e arriva di fianco quando siamo all'ingresso della retta, e arriva di fianco a Ginevra Mark. Ginevra Mark ovviamente che segue sempre le ombre di quello che è il leader George De Greppi. Guinea Amato ovviamente se la costruisce pian pianino e arriviamo agli ultimi 600 metri. Gli ultimi 600 metri sempre con Nicola Del Rosso, 31 sono gli ultimi 400 metri passati dai cavalli e a questo punto ritorna ad accelerare l'allievo di Nicola Del Rosso quando arriviamo ai 400 metri, paletto in 15,1. Guinea Amato non sembra avere argomenti per poter insistere nella sua azione, quindi rimangono Nicola Del Rosso con George De Greppi e Ginevra Mark ad inseguirlo quando siamo al compimento, ormai alla chiusura dell'ultima curva, entriamo in retta d'arrivo e in retta d'arrivo Nicola Del Rosso sembra facile al comando, ma ci prova a ripartire ancora Ginevra Mark, ma non c'è più il tempo necessario perché il palo si avvicina, quindi vince Nicola Del Rosso. Al secondo posto Ginevra Mark, al terzo posto abbiamo Groser che precede Guinea Matto. 1.16.2, 2.37 il totale della corsa. Per questa vittoria di George De Greppi, Nicola Del Rosso per Roberto Biagini, scuderia Nicola Del Rosso per questo maschio figlio di Pascià, De Greppi e Orchidea.